Forse un attentato, forse un suicidio. Non è ancora chiara la ragione della morte di Giuseppe Impastato, 30 anni, dilaniato dall'esplosione di una bomba questa notte sui binari del treno Palermo-Trapani. Impastato era candidato nella lista di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali del 14 maggio a Cinisi, alle porte del capoluogo siciliano. In seguito ad una perquisizione in casa della madre di Giuseppe Impastato, i carabinieri hanno trovato una lettera in cui il giovane manifestava la volontà di togliersi la vita. Si è trattato di un fallito attentato terroristico oppure di un suicidio? Per gli investigatori entrambe le ipotesi sono valide. 5 gennaio 1984, ore 22. Lo scrittore, giornalista e sceneggiatore Giuseppe Fava viene ucciso da 5 proiettili alla nuca. A sparare è la mafia. Un anno prima, con l'inchiesta I 4 cavalieri dell'Apocalisse mafiosa, aveva denunciato i collegamenti fra 4 importanti imprenditori catanesi e il clan di Nito Santa Paola. Ancora le vittime della mafia in Sicilia. Questa mattina a Palermo sono stati assassinati un avvocato tipicamente mafioso, dove con il più attore, 54 anni, sposato con le figlie, segretario regionale del Partito Comunista e il scommista Rosario Di Stato. Il barbaro assassinio del generale Dalla Chiesa e della sua giovane moglie non soltanto ha suscitato in tutto il paese profonda commozione, ma ha posto in drammatica evidenza la gravità del fenomeno mafioso e delle sue probabili connessioni con il terrorismo. Ci si è resi conto, come ha detto il presidente Pertini, che la sfida allo Stato democratico è giunta a un livello non più tollerabile. Porto Empedocle, 21 settembre dell'anno 1986. È domenica. La piazza è stracolma di gente che si sta godendo l'ultima sera d'estate. Domani riaprono le scuole per molti finiscono le ferie e si riparte alla volta della Germania o del Nord Italia. Nessuno poteva immaginare che di lì a pochi istati a Porto Empedocle, in quella piazza, si sarebbe scatenato l'inferno. Un'automobile cabriolet attraversa di Roma. 2 uomini improvvisamente si alzano in piedi, con in mano fucili a cannonazze e mitragliette che sparano senza pietà. 6 morti, centinaia di buchi sui muri dei palazzi. A terra, in una pozza di sangue, oltre a Giuseppe Cassonelli, il figlio Luigi e il guardaspalles Salvatore Tuttomondo e Giovanni Maglia. Nell'agguato verso la vita di 2 innocenti, lo studente Filippo Gebbia, di soli 30 anni, e il pensionato Antonio Monreale. 26 settembre col titolo del nostro notiziario: agguato mafioso a Caltanissetta, ucciso un magistrato che avrebbe dovuto presiedere alla nuova corte l'appello al maxi processo di Cosa Nostra. È stato ucciso questa notte, poco dopo le 23, insieme al figlio Stefano di 35 anni. Viaggiavano insieme su una lancia a tema che è stata affiancata verso le 23 da una BNV. Attentato a Palermo contro Giovanni Falcone. La mafia lo ha ucciso. Il direttore del Dipartimento Penale del Ministero della Giustizia è stato ucciso da una bomba fatta esplodere mentre transitava in una galleria dell'autostrada Palermo-Trapani. Uccisi anche alcuni uomini della scorta, gravemente ferita la moglie. Le scene che ci si presentano davanti sono
sia concordia in questa vostra terra, concordia senza morti, senza assassinati, senza paure, senza minacce, senza vittime, che sia concordia, questa pace a cui aspira ogni popolo e ogni persona umana e ogni famiglia. Dopo tanti tempi di sofferenze avete finalmente un diritto a vivere nella pace. E questi che sono colpevoli di disturbare questa pace, questi che vi portano sulle loro coscienze tante vittime umane, devono capire che non si permette uccidere innocenti. Dio ha detto una volta: non uccidere. Non può uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Questo popolo siciliano, talmente attaccato alla vita, popolo che ama la vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Qui ci vuole civiltà della vita, nel nome di questo Cristo crocifisso e risorto, di questo Cristo che è vita, via, verità e vita. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Cari ragazzi, questa marcia non termina qui sotto questo palco, continua ogni giorno per la vita. C'è ancora molta strada da fare. Ricordiamo le vittime, portiamo al cuore la memoria, i valori e il coraggio delle loro azioni, perché è giusto onorare queste vite spezzate dalla tracotanza mafiosa. Stavano nel posto giusto al momento giusto, facendo ogni giorno il proprio dovere, ma davano fastidio. Ricordando le vittime innocenti della mafia, cerchiamo di stare vicino ai familiari delle vittime, che ancora vivono un dolore incolmabile. Durante questa marcia li abbiamo ricordati uno per uno, chiamandoli per nome. E questo nome è segnato nel badge che vi è stato consegnato. Come sta scritto in questo cartellino, imparate a conoscere i volti di quelle persone, la loro famiglia, la loro storia, il perché sono morti, e apprezzatene il valore e imitatene le azioni. Continuiamo a onorare e a tributare le vittime innocenti delle mafie, riconoscendoci tutti uguali sotto i colori della bandiera italiana, perché l'impegno quotidiano di ciascuno è quello di far rispettare la legge che garantisce questa uguaglianza e il diritto e la difesa della vita. Ogni volta che sentiremo l'inno d'Italia, sentiamoci orgogliosi di essere italiani e soprattutto sentiamoci accomunati con la nostra storia, che da sempre ci vede impegnati a lottare contro chi ci vuole disuniti e sotto il gioco di chi si sente più potente. Cantiamo insieme ascoltando Fiammetta.
aspettando che il sindaco di Joppolo salga sul palco, unitamente al sindaco di Raffadali, il prefetto e il questore, dico grazie al dottore Zarbo, al proprietario degli studi. Volevo dire grazie a quanti oggi hanno permesso questa straordinaria partecipazione. Passo la parola al sindaco che rivolge il saluto. Un buongiorno a tutti, un grazie anche quest'anno di essere a Joppolo per la quarta edizione di questa marcia per ricordare tutte le vittime delle mafie. Io non mi dilungherò molto, il mio sarà principalmente un benvenuto a tutti voi, principalmente a voi ragazzi, a tutte queste scuole che hanno voluto essere oggi qui per avere un momento di riflessione, un momento di capire che cos'è questa giornata, cosa vuole rappresentare. E io da questo punto di vista voglio ringraziare tutti i presidi, tutti gli insegnanti, oltre che i ragazzi che sono qua, che si sono prodigati in questi giorni anche a preparare per essere qui. Ringrazio tutte le autorità presenti, da Sua Eccellenza il Prefetto, al Questore, al Comandante dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, a tutti, io alle associazioni che sono qua oggi presenti, non voglio dirle tutte perché sono tante, anche le scuole sono 13 scuole, quindi non voglio perdere tempo per lasciare la possibilità di intervenire al primo luogo a Sua Eccellenza il Prefetto, che da poco qua ci onora della sua presenza. Io passo subito la parola dandovi un appuntamento di nuovo al prossimo anno, perché noi saremo sempre in questa piazza per ricordare tutte le vittime delle mafie. Grazie signor Sindaco, appuntamento accettato, quindi ci vedremo senz'altro qui l'anno prossimo. E grazie a voi tutti per essere qui in questa meravigliosa mattinata. Chiedono a me, che sono il rappresentante del governo, di intervenire per salutarvi, cosa che faccio con grandissimo piacere. E me lo chiedono, guardate, non per la mia persona, che ovviamente è molto umile e non meriterebbe questo onore, e forse neanche in relazione all'istituzione che rappresento, perché le istituzioni sono tutte importanti. Mi chiedono di parlare probabilmente perché in questo momento rappresento il governo del Paese, e il governo, come voi ragazzi sicuramente sapete, il governo nazionale è quello che prende decisioni importanti anche su temi cruciali per la nostra vita, quale è quello della lotta alla mafia. La lotta alla mafia, che è stata sintetizzata, lo abbiamo sentito tutti poco fa, quindi complimenti agli organizzatori che hanno pensato di strutturare così la mattinata, con il discorso memorabile qui in Sicilia di Papa Giovanni Paolo II, che ha indicato nella maniera più semplice e chiara possibile quello che è la mafia, una cultura di morte, rispetto alla quale ricordo alcune domande che mi sono state fatte il 21 marzo. Che cosa fa lo Stato? Lo Stato lavora a tutti i livelli, a cominciare dal Parlamento. Il Parlamento nazionale ha creato per l'Italia ottime leggi per combattere la mafia, e queste leggi vengono applicate con grande professionalità e competenza da tutti gli apparati dello Stato, a cominciare dalla magistratura, dalle forze dell'ordine, dalle pubbliche amministrazioni, istituzioni che hanno pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane per mantenere fede all'impegno di lotta. Questo impegno di lotta può essere mantenuto saldo ed efficace solo se voi, soprattutto voi giovani, ne sarete convinti, se troverete dentro di voi le motivazioni giuste per comprendere quanto è vero quello che ha detto Papa Giovanni Paolo II, che quella è una cultura di morte che non può prevalere. E questo deve caratterizzare non semplicemente una giornata, una manifestazione bella come questa, ma il nostro impegno quotidiano nel lavoro, nella scuola e in quello che facciamo come cittadini di questo Paese. Grazie e complimenti a voi.
provveditore, dottore Zarbo, che farà un saluto. Grazie signor Sindaco, Eccellenza, è con non poca emozione che ogni volta veniamo qui a Ioppolo. È qui presente la scuola agrigentina tutta, vorrei dire, perché noi crediamo che nella nostra attività, noi che ci occupiamo dei processi educativi, non possiamo fare a meno di individuare al centro delle nostre attività anche i percorsi di legalità. Oggi abbiamo fatto un percorso non proprio pedagogico, ma anche pedagogico, e lo facciamo nelle nostre aule grazie anche all'aiuto, all'intervento ormai da anni delle forze dell'ordine, della questura, dei carabinieri, della finanza, con cui abbiamo dei protocolli, delle intese, perché noi siamo consapevoli. E oggi, questa che a me pare più, signor Sindaco, se mi permette, un'aula scolastica oggi, e lo è, crediamo che non si possa fare a meno. Con emozione, ripeto, leggevo uno dei cartelloni giù in memoria del giudice Caponnetto, che tanti di noi, la mia generazione, ha tanto amato sicuramente, e che scrive e che diceva appunto la mafia ha tanto paura della scuola. Dipende da noi se riusciamo ad essere noi, quindi voi ragazzi, gli eroi quotidiani. Basta fare quelle piccole azioni in classe di solidarietà, di comprensione, di attenzione, quei valori che anche il Santo Padre in fondo richiamava nella Valle dei Templi. E allora questo è lo strumento di cui dobbiamo essere fieri, l'educazione pedagogica e didattica, e di questo noi dobbiamo essere fieri, perché solo così possiamo dare un contributo a questa nostra terra siciliana, agrigentina, ma anche al nostro paese, perché da Ioppolo, da Agrigento alla Sicilia possa ogni anno, anche qui da Ioppolo, ripeto, partire un piccolo grido, che non è il grido di Sua Santità Papa Giovanni XXIII, ma è il grido di amore e di fedeltà alla legalità. Buon lavoro, e ricordatevi sempre che anche oggi, come ripeto sempre, anche io riesco a mettere nello zainetto che ho alle spalle un'ulteriore competenza, la competenza dell'amore per la legalità. Auguri. Grazie dottore Zarbo, grazie a tutto il mondo della scuola. Diamo un minuto al sindaco di Palma, presenterà il sindaco di Ioppolo la motivazione. Allora, io ho invitato, intanto ho dimenticato poco fa a ringraziare tutti i colleghi sindaci che oggi sono qua, e ho voluto far intervenire anche per qualche solo minuto l'amico Castellino a proposito di alcuni fatti che si sono verificati nella scuola a Palma Montechiano, perché credo che da qui, lo diceva poco fa bene il dottore Zarbo, deve partire questa coscienza, una coscienza che deve in tutte le maniere non dare adito ad equivoci, che è quella della lotta antimafia. E io per questo passo la parola a Castellino, che vuole fare un saluto principalmente ai suoi ragazzi che oggi sono anche in questa piazza. Grazie veramente di cuore. Oggi è un'emozione importante essere qui presente. E tu citavi i fatti accaduti a Palma di Montechiaro. Io, Eccellenza, ho risposto a quelle frasi offensive e mortificanti per una comunità pubblicando la foto di gran parte delle vittime di mafia, perché la risposta la si dà con la testimonianza e con i fatti concreti. Poi chi le parla è particolarmente sensibile a queste tematiche, perché anch'io sono familiare di vittime di mafia, e quindi
vedere la mia città ricordata solamente per episodi non edificanti, ti garantisco che per chi come me oggi è anche il primo cittadino è un motivo di rabbia, perché la mia comunità, la mia provincia, il mio territorio si devono ribellare a quel cliché, a quella subcultura mafiosa che da anni avvilisce il nostro territorio, lo mortifica. E aveva ragione Peppino Impastato a dire che la mafia è una montagna di merda, perché è la verità, perché è la verità, e non dobbiamo avere il timore di urlarlo, perché solo così si può guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Pochi giorni fa ricorreva l'anniversario della scomparsa del giudice Guazzelli, al quale vi chiedo di tributare, il giudice del maresciallo Guazzelli, Giuliano Guazzelli, al quale vi chiedo di tributare un lungo applauso. Io ero giovanissimo e lo ricordo, vidi tornare mio zio a casa piangendo. Un altro servitore dello Stato, un altro carabiniere abbandonato a se stesso e vilemente ucciso mentre tornava a casa. Ragazzi, dobbiamo essere sempre uniti. Siamo noi, diceva bene Sua Eccellenza, siamo noi a dare sostanza e concretezza alle istituzioni, e lo dobbiamo fare con l'esempio, non dimenticando mai tutti quegli uomini che si sono sacrificati per il nostro territorio. E ricordate che i docenti sono il faro per guardare al futuro. Qui c'è Padre Leo, mio docente quando ero al liceo, e io le parole di Giovanni Paolo II le ho sentite, perché Padre Leo, da buon insegnante oltre che da ottimo sacerdote, ci condusse nella Valle dei Templi. Quel grido "convertitevi, perché un giorno verrà il giudizio di Dio", riecheggia nella mia testa, e sono convinto che anche il prossimo anno saremo qui a testimoniare ancora una volta la voglia di libertà che brama questa terra. Grazie ancora. Grazie Sindaco. Passiamo adesso voce agli strumenti. Il gruppo, voi potete scendere, sì? Il gruppo musicale dell'Istituto Ambrosini, che quest'anno rinnova questa espressione musicale, questa interpretazione, i 100 passi di Peppino Impastato. Seguirà l'intervento di Don Maurizio Patriciello. Volevo, approfittando che i ragazzi si sistemano, salutare Ignazio Cutrò, che oggi è presente qui con noi, testimone di coraggio. Io lo chiamo perché ricordiamo i morti, ma ricordiamo anche chi, vivendo ogni giorno, deve stare di fronte chi è dall'altra parte, e lui il coraggio non è mancato. Grazie Ignazio, grazie a tutti quanti. Ascoltiamo l'Istituto Ambrosini, 100 passi Peppino Impastato. Sei andato a scuola, sai contare? Come contare? Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare? Sì, so contare. E sai camminare? Certo che so camminare. E contare e camminare insieme non sai fare? Sì, penso di sì. Allora forza, conta e cammina.
dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte dei Chetani del corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato. E allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di bambine e dei nemici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bravissimi, sono le parole povere per dire quello che avete interpretato. Vi ascolteremo più avanti. Adesso ragazzi date il posto al professore Vella, quale docente e coordinatore dell'organizzazione, introdurrà un simbolo della lotta contro la camorra nella Terra dei Fuochi, Don Maurizio Patriciello. Molti forse lo conoscono da di telegiornale, di giornale. Noi vi anticipiamo qualcosa di lui, sempre grazie al professor Vella. 100 passi, ma c'è qualcuno che ne ha fatti di più. Questo è Don Maurizio Patriciello, parroco della Terra dei Fuochi, o meglio parroco di Caiano, questo comune vicino tra le province di Caserta e di Napoli. È da anni che lotta per la sua terra, per questa terra meravigliosa, questa terra fertile, resa fertile appunto dal Vesuvio, che è una delle più inquinate d'Italia, dove c'è il più alto tasso di tumori. Lì purtroppo la camorra, con la criminalità organizzata, con i politici corrotti, con gli industriali complici, hanno reso questa terra invivibile. Non solo con un'aria irrispirabile, ma quello che hanno fatto maggiormente, hanno inquinato il sottosuolo con gli scarti industriali. Ecco, oggi abbiamo qui Don Maurizio, che da anni che lotta e che ci darà la sua testimonianza. Grazie Don Maurizio. Grazie a voi. Sì ragazzi, sentite una cosa, c'è stata una cosa che mi secca terribilmente, il fatto che noi del sud dobbiamo campare 4 anni in meno dei nostri fratelli del nord, ma questa poi non vi secca? No, riguarda voi, io non voglio parlare ai sindaci che saluto, dico ai ragazzi, voi dovete campare 4 anni in meno rispetto a quelli del nord, perché la nostra sanità fa pena. E per quale motivo? Sono 200 anni che stiamo indietro, 200 anni. È il momento di capire veramente che cosa è successo. Guardate, perdonatemi, io non so fatta troppo per le celebrazioni. È tristissimo stare ancora qua a parlare di Falcone e Borsellino. È triste, sapete perché? Perché ai ragazzi non si può dire, se vuoi essere onesto farai la fine di Falcone e Borsellino. Questo non è possibile. I ragazzi non mi seguiranno. Mi diranno così, se per essere una persona onesta io devo morire martire, io non voglio essere onesta, capite o no? E allora dobbiamo avere il coraggio di dire: ma che cosa è successo? La mafia, il sindaco ha ripetuto le parole ormai famose, è una montagna di merda, e lo sappiamo tutti, e però ancora non riusciamo a liberarci da questa montagna di merda.
Vuol dire che sto profumo è merda, forse ci fa piacere pure a noi? Io non lo so. Che cosa oggi voglio dirvi? La mafia non è un tumore estraneo all'organismo. Se fosse stato così, noi l'avremmo estirpato da anni. Capite o no? Quando un chirurgo si trova di fronte a un tumore che è localizzato, lo elimina, lo estirpa, ma quando il tumore ha invaso l'organismo, capite che ci sta a fare o no? E allora il Papa Giovanni Paolo II nella Valle di Agrigento proprio disse quelle parole bellissime. A Papa Francesco a San Giovanni Rotondo qualche settimana fa, sapete che cosa ha detto? Shhh, oh ragazzi, è stato a sentire, sono venuto da Irca, accidenti a voi. Parlando di Padre Pio, Papa Francesco ha detto così: Padre Pio ha troppi devoti, ma pochi imitatori. Troppe persone sono devote di Padre Pio, ma poche persone si mettono proprio alla sua sequela a fare quello che ha fatto Padre Pio. Noi potremmo dire la stessa cosa. Allora guardate, ci dobbiamo convertire, era il grido di Giovanni Paolo II, lo dobbiamo fare tutti quanti, oggi, adesso. Se la mafia è una montagna di merda, la corruzione, gridò Papa Francesco a Napoli nella primavera di qualche anno fa, spruzza, e oggi il problema grave è questo raccordo tra la mafia che si è inserita nelle istituzioni, e Raffaele Cantone qualche anno fa ha detto così: tra un mafioso e un politico corrotto io preferisco avere a che fare col mafioso, almeno so da chi mi devo difendere, l'altro no. Vedo i sindaci qua davanti ai quali mi inchino, e ai sindaci io dico sempre una cosa: questa fascia tricolore veramente vi fa onore, guardate, vi fa onore, e dovreste fare una cosa quando voi la indossate la mattina, soprattutto nelle celebrazioni ufficiali, dovete fare la stessa cosa che fanno i preti in sagrestia prima di andare a celebrare messa: baciano la stola. Voi dovete baciare la fascia tricolore, perché la stola che indosso io per celebrare la messa è costata il sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Non sono morto io sulla croce, è morto il Figlio di Dio per salvare voi, e la fascia che indossate voi oggi con tanta dignità è costata la vita dei nostri nonni, dei nostri padri, dei nostri eroi. Capite o no? Meglio avere a che fare con 1 milione di camorristi e di mafiosi che non con un solo politico corrotto. Quello fa più male di tutti i camorristi messi insieme. Per favore, attenzione, quando studiamo queste cose, diciamole. Questo vale per me prete, vale per chiunque di noi. Allora sti ragazzi ci guardano, hanno fiducia, cerchiamo di non spegnere la fiducia. Guardate, io dei ladri non ho troppa paura, perché non so se si dice anche qua in Sicilia il ladro mariuolo, lo chiamate anche voi mariuolo, sì. Un mariuolo in più, un mariuolo in meno lo troveremo fino alla fine del mondo. I mariuoli non mi fanno paura, i mariuoli di cose, di soldi, di case, di terreni, questi non mi fanno paura. Quelli che mi fanno paura sono i mariuoli di speranza, i mariuoli di speranza dei giovani, quelli fanno veramente paura. E allora sti ragazzi hanno il diritto di avere noi che gli insegniamo la strada, non con le parole, perché questo lo sanno fare tutti, lo so fare finanche io. Noi dobbiamo insegnare la strada loro con l'esempio. Siamo disposti a questo? E allora guardate, i nostri grandi eroi li avremo là, veramente a venerarli, però non li possiamo più portare ad esempio ai ragazzi della scuola media. Sono troppo grandi, sono troppo forti, sono troppo distanti da noi. Ai nostri ragazzi dobbiamo portare i nostri esempi, gli esempi di ognuno di noi. Ragazzi, della mafia sono state date 1000 definizioni, 1000, e non sto qua a ripeterle perché le sapete meglio di me. Ma sapete che cos'è la mafia? Proprio parlando terra a terra, prima di andarcene, che siamo anche un po' stanchi. Guardate, tutte le volte che una persona si prende un diritto che non ha chi l'è un mafioso, va bene? Tutte le volte che una persona sta prendendo per sé qualcosa che non gli compete, lo sta rubando a te, lo sta rubando a te. Ai sindaci c'è stata da fare una mansarda, non si può fare, non gliela fate fare, fosse anche vostro fratello, aiuta la mansarda e la fai.
Dobbiamo cominciare da questo, perché se noi cominciamo a chiudere gli occhi sulle piccole cose, li chiuderemo poi su tutto. Allora, legalità, più che legalità a me piace parlare di normalità. Stiamo ancora qua nel 2018 a fare le marce contro la mafia. Sarebbe stato bello se fossimo qua a fare le marce a favore della vita, no, a favore del creato, a favore della bellezza, a favore dello studio. Invece stiamo ancora qua perché questo problema ancora ci sta e oggi è diventato più pericoloso di quanto lo era ieri. Questo lo dobbiamo sapere, perché oggi, se ieri c'erano dei nomi che sapevamo quali erano, dove si nascondevano e altro, anche se poi l'analisi sarebbe lunga, oggi è molto più sottile, perché all'interno stesso delle istituzioni si intrufola questo seme maledetto che non può che portare poi dei frutti maledetti. Io vi ringrazio tutti quanti e me ne torno a casa. Arrivederci. Grazie Don Maurizio, grazie veramente per la tua testimonianza. Adesso diamo spazio musicale a un gruppo di adulti il cui nome ha col testo positivo e il cui leader qua è Angelo Alessandro Vita, ci confondiamo con questo nome, i quali oggi presentano per la prima volta un testo inedito proprio con il titolo di Mafia. Passo la parola a lui così ci spiega di cosa si tratta. Il pezzo si intitola appunto Mafia, però vorrei fare prima dei complimenti, dei ringraziamenti, se permesso 2 secondi, fatelo. Va bene, Mafia parla di una cosa importantissima. Per noi mafia non è solo il fatto eclatante della bomba che scoppia, non è il boss arrestato, ma è anche un tipo di mentalità che deve scomparire dalla nostra terra, perché vuoi o non vuoi, anche noi, soprattutto quando risultiamo omertosi, non parliamo, l'omertà è la linea principale, risultiamo mafiosi. Quindi importantissimo ricordarsi sempre che la mafia è fatta anche di quelle piccole cose che noi sbagliamo a fare, quindi gli errori. Parlo di omertà come tante altre cose. E vorrei dire una cosa, anche vedo tanti giovani qui oggi presenti, ricordatevi anche, ora mi citeranno per questo, che anche fare lo spinello vuol dire dare vita alla mafia, quindi ricordatevelo sempre. Grazie. Facciamo il nostro pezzo? No, in questo momento solo questo. Questa terra bruciata non nasci fontano che spenga per sempre sta grande fiammata. Coscienza che manca in quella famiglia che senza parlare ammazza chi sbaglia. Non è solo violenza, ma è nella mente, nei modi di fare di chi la pensa. Mafia, chi sta solo mafia, ha solo firmare un coraggio di stare
solo violenza, ma è nella mente, nei modi di fare di chi la pensa. Mafia, chi stesso mafia, ha solo fermare il coraggio di stare sopra la buffa. Senza pensare stanno a sparare, lo sangue terra di sto creatore. L'aria si ferma, non c'è speranza, lasciato in terra con più una panza. Senti gridare l'hanno ammazzato, non una risposta manco lo Stato, perché è solo mafia, non è solo violenza, ma è nella mente, nei modi di fare di chi la pensa. Mafia, chi sei solo mafia, ha solo fermare il coraggio di stare sopra una cuba. Complimenti, grazie. Mentre si preparano i ragazzi di Oppolo per fare un altro pezzo, possiamo pensare di organizzarci per recarci al monumento delle vittime di mafia che è stato realizzato nel 2015 a Oppolo per l'omaggio floreale unitamente ai familiari delle vittime presenti e per inaugurare il parco natura che a Ioppolo apre dopo 20 anni dalla sua realizzazione e che verrà dedicato alla memoria di Pippo Fava. Chiedo nel frattempo, ecco, i ragazzi possono salire sul palco per sistemarsi, che Adriana, la nostra brava giornalista che ci riprende da tutta l'intera mattinata, si trasformi da attore su questo palco e si svesta da giornalista operativa, perché abbiamo pensato di ricordare anche una vittima di una mafia che non è siciliana, ma di una mafia che è maltese. Vedete nei splendidi riquadri che sono stati realizzati dai ragazzi della Martin Luther King di Favara, che accanto all'immagine di Peppino Impastato, bravissimi, abbiamo l'immagine di Daphne Caruana Galizia, che qualche mese fa è saltata in aria perché denunciando i corrotti ha dato fastidio e quindi una bella bomba è stata fatta volare in cielo. Noi la ricordiamo, abbiamo contattato la sorella che purtroppo non poteva essere con noi presente, ma ci ha mandato un messaggio che desidera che venga letto a voi, cari ragazzi. E io ho pensato che la voce di Daphne oggi sia Adriana Licausi, una rinomata giornalista della nostra provincia che ci segue da 4 anni ormai in questa manifestazione e che darà voce appunto a questo messaggio.
Le forze dell'oscurità e della corruzione pensano di essere nel giusto, anche se sanno quello che fanno. Questa illusione è il loro modo di affrontare le cose. Io ho tenuto testa a questo assalto per 30 anni perché ho avuto il buon esempio dei miei genitori. La lotta contro la corruzione e la decimazione dello Stato di diritto deve continuare. In una democrazia sono le persone a votare per i partiti politici e non i partiti politici che si mettono al potere. Non possiamo più incolpare i politici corrotti perché non possiamo più negare che i politici corrotti siano un riflesso della società. C'è qualcos'altro che dovrei dirvi prima di andare, quando le persone vi scherniscono, vi criticano, accusandovi di essere negativi per non aver seguito il loro flusso, per non aver adottato un atteggiamento di benigna tolleranza verso i loro eccessi. Ricordate sempre che sono loro e non voi ad avere torto. Grazie Adriana. E salgono i ragazzi di Ioppolo che con il loro progetto PON Legalità ci faranno ascoltare un brano di Giovanotti, Il cuore. Dai, forza ragazzi, siete piccolini, però la scaletta è un po' lunga. Sulla quale crescerà il loro frutto, bruciando ad ogni loro ideale distrutto. I ragazzi denunciano chiunque acconsenta col proprio silenzio un'azione violenta. I ragazzi sono stanchi e sono nervosi, in nome di Dio qualcuno è curiosi. I ragazzi denunciano chi guida lo Stato per non essersi mai abbastanza impegnato a creare una via per chi vuole operare, senza essere costretto per forza a rubare, per dare ai bambini valori robusti che non provino appena si arriva di torto, accorgendosi che questo mondo è corrotto. I ragazzi non credono ad una parola di quello che oggi ci insegna la scuola. I ragazzi diffidano di ogni proposta, non stanno cercando nessuna risposta, ma fatti, giustizia, rigore morale da parte di chi calza questo stivale. I ragazzi hanno il tempo che ritiene lo Stato, ma da oggi hanno deciso di farsi coraggio, perché non ci sia un'altra strage di maggio. Per uscire ci vuole cultura e coraggio, cultura di pace, coraggio di guerra e coraggio di vivere su questa terra, di vincere qui questa nostra battaglia, perché quando nel mondo si parli d'Italia non si dica soltanto la mafia, i mafiosi, perché oggi è per questo che siamo famosi, ma l'Italia è un'altra, la gente lo grida, i ragazzi sono pronti per vincere la sfida. Bravissimi, bravissimi veramente. Prossimo anno un concerto non stop, mi raccomando. Adesso in marcia con le autorità che già sono situate alla mia sinistra ci rechiamo per l'omaggio floreale al monumento delle vittime di mafia e all'inaugurazione del parco Avventura. Grazie sempre a tutti per essere stati presenti. Tell me that it didn't happen there.
if this is the end. We whisper the wind and really say we don't have to know. We don't have it all worked out. We can just keep walking along. Don't give me your word, give me something.